Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui, siamo fermati a Briosco, esattamente a Villa Fontana, questa splendida location dove viene utilizzata per tante iniziative, matrimoni, e in questo caso invece proprio una fiera inerente al matrimonio, ovvero Sposarti. La prima edizione, una situazione dove ti dà un po' il purpurì di cosa fare, chi contattare per avere il matrimonio perfetto. A differenza di altri anni, negli anni passati in modo particolare, adesso c'è una moda un po' diversa, cioè si va un po' più avanti con i lavori, nel senso che non è che prima uno si sposa, poi compra la casa, poi fa famiglia. Adesso no, uno magari ha già tutto e si sposa con una mentalità un po' diversa, ma per saperne di più segui il servizio. Allora, siamo qui alla prima edizione di Sposarti in Brianza, insieme a me c'è il signor Livio, buongiorno. Buongiorno. Organizzatore di questo evento con la vostra azienda. Avete veramente, siete riusciti a congregare tante situazioni inerenti al matrimonio, ma in versione diciamo molto innovativa. Allora, diciamo, noi siamo organizzatori di fiere sposi in Lombardia, in ville d'epoca e location di charme come questa, Villa Walter Fontana di Capriano di Briosco. Qui si tratta della prima edizione della nostra fiera sposi Sposarti in Brianza, in cui appunto vogliamo valorizzare il territorio attraverso l'organizzazione di eventi dedicati al matrimonio in ville del territorio che magari non tutti conoscono e che al contempo permettono anche di valorizzare quanto si espone dal punto di vista anche semplicemente estetico, perché gli sposi possono già immaginarsi il loro giorno di nozze. Credo che non ci sia nome più azzeccato, Sposarti, anche perché... Sposarti con la A maiuscola, nel senso che appunto l'accento è posto assolutamente sull'estetica, sul valore artistico della villa con la sua collezione privata di opere dei grandi artisti contemporanei. Bene, cosa si aspettano i ragazzi al giorno d'oggi, o ex ragazzi, perché poi il matrimonio non è solamente fatto di ventenni, ma anche di gente magari che si è rimessa in discussione. Cosa si aspettano nel nuovo matrimonio? Nel nuovo matrimonio si aspettano assolutamente l'idea di personalizzarlo il più possibile, di avere un impatto unico nel proprio genere, naturalmente prendendo spunto dalla propria storia personale. Al contempo di cercare la cura del dettaglio, la valorizzazione del Made in Italy anche, per cui nelle nostre fiere cerchiamo sempre di selezionare aziende sul territorio che si sono affermate per la qualità del servizio. Di solito si tratta o di professionisti del wedding affermati localmente o di artigiani di grande esperienza. Bene, grazie Livio e naturalmente buon evento. Grazie a voi. Siamo insieme alla wedding planner Gabriella, ciao. Ciao. Allora, noi vogliamo carpire i segreti dell'organizzazione perfetta di un matrimonio. Allora, avvalersi di una wedding planner vuol dire avere la certezza di organizzare un matrimonio perfetto. Cosa fa la wedding planner? Consulta gli sposi, o meglio gli sposi consultano la wedding planner cerca di carpire quello che è il loro progetto di matrimonio e lo concretizza coordinando tutti i fornitori che fanno parte di una sola giornata, quindi sono circa una quindicina. Quindi uno staff completamente a disposizione degli sposi e soprattutto una persona che coordina tutto, in questo caso sei tu. Assolutamente sì, mi avvalgo di uno staff molto competente perché il giorno del matrimonio è unico, per cui tutto deve andare alla perfezione. Senti, il matrimonio più bizzarro che ti è capitato mai di organizzare qual è stato? Un matrimonio con musica anni 80, sposi che ad un certo punto hanno abbandonato le loro vesti da matrimonio, quindi abito bianco e tight, per calarsi nel ruolo di ballerini con musica anni 80. John Travolta e Olivia Newton-John a massimo regime. Più o meno. Beh, simpatico. Bene, grazie, mi fammi un saluto Grazie da a voi. wedding planner. Ciao, vi aspettiamo futuri sposi. Bene, l'abbiamo presa al volo proprio lo chef del momento, giusto? Come sì, ti chiami? Massimo. Allora Massimo, si parla di matrimonio, ovviamente con te parliamo di cucina. Sì. Noi facciamo uno show cooking dei finger che noi facciamo alla Casa dei Sapori, qualcosina così giù per far vedere un'idea, dare un'idea di quello che si fa, quello che è diciamo la nostra specialità, il nostro stile. Quindi anche a distanza stile di della anni Casa dei Sapori. Nell'alimentazione, per modo di dire, nel pranzo o la cena del matrimonio è cambiato praticamente tutto. Sì, diciamo che si lavora oggigiorno in una cucina un po' più rinomata, non è più come 20 anni fa. Okay. Adesso è il momento in cui i cuochi vanno veramente molto in auge, sono quasi paragonati ai calciatori. Ti è mai successo durante un matrimonio che la sposa si sia innamorata di te? No, innamorata no, però c'è stato magari qualche sguardo piccante. Vabbè, la finiamo qua perché ovviamente dopo Va magari bene. chi si è sposato lo fa mente locale. Grazie e buon proseguo. Grazie.
Allora, non ci potevamo far scappare nel matrimonio l'addobbo floreale, infatti siamo insieme a Giorgia. Deborah. Deborah. Voi vi occupate di queste composizioni artistiche, perché poi fondamentalmente sono quelle. Il design, sì. Sì, sì. Allora, come deve essere curato il matrimonio, a partire dalla chiesa, ovviamente poi il pranzo, la cena, insomma in queste varie fasi quali fiori solitamente sono impiegati? Ma dipende dal gusto proprio della sposa. Il mio gusto personale, a me piace molto il colore, il design, non faccio le cose particolari, non particolari e niente, dipende. Io seguo sempre quello che vuole la sposa, mettendo anche la mia. Certo, diciamo date un consiglio, poi ovviamente quando la sposa decide un certo. tipo di Sì. coreografia varia. Certo. Qual è invece la sua idea di matrimonio, oltre che avere questa aureola angelica che le dona? Adesso non chiedermelo perché aspettiamo un po', per ora io sto bene così single. Ho capito. Quindi questi fiori possono marcire, ma questa signorina non si sposa per il momento. Ma io spero, per così gli faccio un mega matrimonio super e tutto, ma prima dobbiamo trovare il principe Esatto, e esatto. poi si Se sposa. fosse qualcuno a casa che in questo momento Sì. ha particolare il desiderio di trovare l'uomo, deve essere alto, magro, grosso, Ricco. Ecco, ricco, importante, quindi fate vedere i 740 che altrimenti qua va bene, naturalmente stiamo scherzando. Grazie ragazze, fatemi un saluto floreale. Ciao, ciao ciao. Allora, anche voi qui a sposarte, per quale motivo? Perché saremo prossimi sposi a maggio del prossimo anno e quindi siamo venuti a guardare un pochino, a curiosare, a farci qualche idea. Mi sembra che siete andati molto avanti con i lavori qui, no? Sì, infatti noi siamo arrivati dopo col matrimonio, però ci siamo arrivati, ecco. Bene. Allora, come si ci aspetta il matrimonio? Non lo so, io sono un po' emozionata e l'idea è di un grande momento di festa. Sì, ma diciamo si va sul risparmio anche sul matrimonio, invece è un momento dove si può anche usare oltre. No, insomma si valuta, si deve fare un po' un bilancio, magari su alcune cose ci sarà un budget maggiore, su altro dove si può risparmiare. La cosa che, guarda, vado via subito, la cosa dove proprio non si deve assolutamente sbagliare in quel giorno, quale sarà? Il cibo. Infatti Sì, diceva e che la stiamo location. disturbando anche il cibo di questa bella creatura. Come si chiama? Alessandro. Bene, grazie e in bocca al lupo e buon matrimonio. Crepi, grazie. ABC Ricambi per elettrodomestici. A Castelfranco Veneto. Assistenza, riparazione e vendita di elettrodomestici e ricambi di qualsiasi marca. Garantita. Consegne celeri. A Castelfranco Veneto, dal 1964, da 3 generazioni. Panificio Boccanegra, produzione propria di prodotti da forno, pane, dolci di ricorrenza, con lievito naturale, anche grani antichi, panettoni artigianali e dolci natalizi. Sexy Shop Donna di Cuori, da 15 anni, vi propone e consiglia prodotti, situazioni e idee sempre nuove per ravvivare il vostro lato più trasgressivo. Siamo in Piazza Europa Unita 2 a Castelfranco Veneto, nei pressi dei centri commerciali. Euroimpianti, da oltre 20 anni, con alta professionalità, ci occupiamo di impianti termici e idraulici, pompe di calore, pannelli solari, sostituzione caldaie, lattoneria e coperture, con progettazione e posa di isolamenti termici. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Castelfranco Veneto, dal 1996, la Fumetteria del Castello, oltre alle novità editoriali manga, supereroistiche, Marvel, grande assortimento di arretrati di ogni genere, action figures, gadget, DVD, videogames, nuovi e usati. A Galliera Veneta, Marancon Carlo, commercio trasporti ghiaie e sabbia all'ingrosso, specializzati in ghiaini del Brenta e pietrischi del marmo selezionati. Aro, autodemolizioni Palmisano SNC, ritiro dei veicoli da demolire a domicilio mediante automezzi autorizzati, vendita dei ricambi e officina per il montaggio, inoltre gomme e piccole riparazioni. A Sant'Orso, Rose Impianti, con esperienza e professionalità, trattiamo sostituzione, assistenza, manutenzione caldaie, installazione impianti termici e sanitari, trasformazione e manutenzione impianti. Visita il nostro sito.
A Sant'Orso, Service Car, ascolta le tue esigenze per il tuo fuoristrada, assetti, turbine, potenziamento, paraurti omologato, tutto ciò che serve perché il tuo 4x4 non sia uguale agli altri.